Su PSI a presentare una lista a sas elezioni comunali in Nugoru in Beranu. L'ha deciso martedì scolau in una riunione che in sa segreteria provinciale e cittadina in setti a comune che in sul gruppo consiliares de provincia e comune de Nugoro. L'udata eschires a segreteria de su partiu che in dunu comunicau che ammenta attacchi in Saddobio anava veddau desa situazione politica in sor 27 comunes desa provincia che hanno de per votare. In sa riunione estessia a campus a volontà de piccare parte a sas elezioni che in un impinnu novu in sos comunes uve su PSI attacchi stiu una presenza storica riconoscendesi uve possibile in listas de centro-sinistra. In su comune de Nugoro in Bezzese su PSI a presentare che in una lista sua che ha essere aperta su contributo de singulas persones o associos chi si riconoscene in sor valores de su socialismo europeo. In Saddobio, si leghet in sa nota, su segretario Mario Giannasi ha annunziato che in soddisfazione su rientro in su gruppo socialista de su comune de Nugoro de su cussizzeri Sergio Chierroni che viti iscritto in su gruppo mistu. Sa nota su talini attacchi in tottusos interventos bestistau su pistichinzu pro su ritardo desar forzas politicas desa maggioranza de centro-sinistra affrontando esas quistiones chi pertoccano a su venidore e si sviluppo desas comunidades nostras. Prima de tottu sa chistione desa cultura, che in sa fondazione des universidade o sa biblioteca satta. Su PSI intrata in su merito desa coalizione de su centro-sinistra che si diata ad epere presentare a sa selezione de Nugoro chi stentata a si costituire. Non batta per una ragione pro custu ritardo, si leghet in sa nota, né in sa difficoltà de accattare un accordi separando sur dirigentes, né in sardudas de su sindicu bianchi a dare sa disponibilità de sua a si ricandidare, che di addeppe esponnere in mano a sa maggioranza e non de su partiu suo. E non tocca depessare su ta linea naso socialistas chi sa maggioranza de centro-sinistra vacat impressi a definire sos programmas, a currezzere sos irballos o stabilire regolas compartias. Sa riunione sta accabada che in sa decisione di affidare a su segretario su mandau de trattare che in sa forza de centro-sinistra pro definire un programma compartiu pro podere affrontare sa elezioni de verano. In custas oras, in su centro-sinistra in sa giunta regionale, curren boches de rimpastu in s'esecutivu de Pigliaru, un passaggio politico che si dia deppere concluire una volta approvata sa finanziaria regionale. All'upedire uno scantos partior de sa coalizione de centro-sinistra, che in attaccos precisos a esponenter de sa giunta regionale, che a sos assessores a sa sanidade Luigi Arru, des industria Maria Grazia Pes, de su turismo Francesco Morandi, de sa cultura Claudia Firino e de su traballu Virginia Mura. In Sardia scolada al battappi un attacco de Sardegna Vera e Desel a s'assessore Arru pro sa chistione de sa pesta suina africana. In sa chistione de su rimpastu in Bezzes e interveniti che in una nota in stampa Roberto Cappelli, deputato de su Centro Democratico e segretario regionale de su partiu, che ha un'ala critica cale si sia tentativo de infamare su traballu de sos assessores tecnicos, a satira de difendere su chi ha fatto Francesco Morandi indittau proprio da su Centro Democratico. Cappelli ammentata una paia de provvedimenti che l'assessore ha fatto in deche meser de traballu, sa definizione de su designo de legge quadro pro su turismo regionale, sa proposta de ponere su contributo regionale pro s'ambiente su soggiorno a supposto de sa tassa de soggiorno, sa suppressione de sa agenzia Sardegna Promozione, sa riorganizzazione turistica promedio de sor vettores aereos su traballu pro sa presenza de sa Sardigna a Expo de Milano. Si chi è atta sa responsabilità de governo di acquerere, approfondire e ampliare s'analisi de sas atteras cosas fattas e de sas cosas chi si poden mezzorare, integrare, ampliare su gruppo de coalizione atta eschire onorare chi s'impinnu giustu su mandau a governare chi la dau in su 2014 su populu sardu, scrive Cappelli. Su Centro Democratico Sardegna atta facere sa parte sua traballande tottu parisi pro obiettivoso craroso e compartioso.
In Sardia scoladas, sunessi arbo che schiva vedavano de su disimpegno de Indorama, sa multinazionale thailandesa, de sos impiantor de ottana polimeri, ubeato una quota de su chimbanta a prochentu, mentre satera est in manos de su gruppo de Paolo Clivatti. Sa nova est istada ismentia des imprenditore brescianu, chi atta invece de sutta lineausa volontade de su soziu de rilanciare sos impiantor de ottana, isorbende sos problemas de approvvigionamento de sa materia prima pro sa produzione de su PET, chi prima piccavata de sos impiantor de seni in San Roc. Indorama cherete valutare sa possibilidade, parisi in sa regione, de torrare a avviare sa produzione de paraxilene pro medio di un intervento in sos impiantor de seni. In questa maniera si dia podere riavviare sa produzione de su PET in ottana, ube sos impiantos sono virmoso da un anno, chi in 88 dipendentes in cassa integrazione e chi da meses presidiana si stabilimentu. In sa chistione de ottana polimeri interveniti Alessandra Zedda, cussizeri regionale de Forza Italia e ex assessore a su bilancio desa giunta Capellacci. Indorama rilanciata, sa giunta pigliaru de petesse spronta a approfittare de custa opportunidade e garantire sa condizione pro su venidore, cominciando da sa chistione energetica, che è un problema comune a tutte as attividades industriales sardas, nata Zedda. S'esecutivu como atta sa possibilidade de mostrare sa capacitade sua de varare politicas che attirene investimentos esteros. Su rilancio de ottana, sichiti Zedda, de petesse rinquadrare in una logica de sistema che sa Sardigna de mesu pediti a bocche manna a sa politica. Forza Italia, concluiti Zedda, è pronta a facere sa parte sua da esopposizione, ma è necessario che su presidente de sa regione inditet una linea politica che consideret esudinare promitio de su governo Renzi pro si confrontare che in Indorama, che in sos entes locales, sas impresas e su territorio intregu. Su concerto de sa violinista Anna Tifu e de sa pianista Gloria Campaner at aperto sa esette edizione de Eliseo Musica, sa rassegna musicale promovia da esa soziu l'intermezzo che in sa direzione artistica de su mastru Battista Giordano. Quest'anno sa particolaridade est sa presenza de medar musicistas feminas che hanno spassiare su pubblico nugoresu che in duettos de profilu artu, ca mancari siana giovanas hanno una formazione de primore che li permettiti de interpretare in crae moderna branor de musica classica pro violinu e pianoforte. Anna Tifu e Gloria Campaner hanno presentato a su pubblico des Eliseo un programma ricco che in musica sa de Frank, Ravel, Enescu, Pablo de Sarasate, un concerto che ha ammaiau su pubblico europeo proposto pro sa prima porta in Sardigna che sti stau appreziau de sos amantiosos nugoresos oramai abesos a ascurtare artistas de primore grazie al finzas a sas iniziativas mandadas da innantisi des assoziu l'intermezzo mento vamusu calagonone jazz anima nera mediterranea. Eliseo Musica, a differenza de sos ateros annos che at ospitau medas talentos de sas iscolas cittadinas, este unu parcu de prestigiu, ove s'ana esibire artistas de fama internazionale. In su secondo appuntamento s'at esibire sa violinisti statunitense Ariel Horowitz, che at torrare a s'Eliseo a pustir de 2 annos, accompagnata su pianoforte dai Miles Graber, musicista californiano, che est unico uomine de Eliseo Musica Duamize Bindichi. A pustisi de una chida torrat a cominciare su campionato regionale de Serie D de basket chi viete impinnata a pallacanestro Nugoro. Accabata si stagione regolare si torrat a cominciare chi in sa vase a orologio. Sabato so Sirvone si hanno a giocare chi in sa Dinamo Sassari che ha 8 puntos in classifica e este a 2 puntos de distanza da eson nugoresos. Sa pallacanestro Nugoro in sa arbator di chi garas de sa prima fase de su campionato a balanzare 6 puntos o frutto de 3 vinchidas. De sicuro podia facer menzusu, ma sa formazione des allenatore Moledda ha mostrau de mezzorare sempre de prusu, giocando coddu pro coddu che in rivales prus fortes e che in prus esperienza.
Como sa fase a orologio permittiti a sossirvoner de sicchire a faches crescere esorzovanos de sa formazione, sicchìn de sa punna de sa sociedade de sa presidente Gabriella Schintu, chi bittene meda a su vivaiu pro su venidore de si squadra. Sa fase a orologio spartia in 7 garas de andada, 7 de torrada, infine er bisunuso si spareggior de promozione. Sa pallacanestro Nugoro viende sa classifica de partenza de custa secunda fase non pode passare de balanzare postos in cucuru de sa classifica, ma podete diventare una pelea pro sa squadras pur fortes de su girone A de Serie D, ca de sicuro hanno a querer mostrare chi valene de prusu de su penultimo posto in classifica.